Cari amici malati, cronici e aspiranti tali, benvenuti a una nuova puntata di Malattie, Terroni. Oggi vi parleremo di mobilità, di coordinazione, ovvero di parcheggiare in doppia fila. La patologia di oggi si chiama "Ma con te sento padrone lasciata!". Vediamo di che cosa si tratta con i nostri tester. Oh, ma di ma! Ah, un minuto, te la sto spostando, un minuto! Un minuto? È mezz'ora che aspetta! Ma un minuto, mezz'ora, un'ora, che cancia te sei spostato? Come che cangiamo in giro c'è piccerita nella E macchina? lei che la sta piccerita nella macchina, ma è incosciente però! Ma non è incosciente, che posteggia e se ne Allora va! c'è sta lavando, No, c'è sta sì. lavando! Avete visto? Parcheggiare in doppia fila crea danno a te e a chi ti sta attorno. Ebbene, le soluzioni sono innumerevoli, ma di questo ne parliamo sempre con il nostro esperto, Mimmo, lo scienziato. Buonasera professore, questa patologia è diversa dalle altre perché nasce dal connubio tra scarsa educazione e strafottenza, ma chissà sono più difficili di curare. Bando alle ciance, dopo vari studi siamo arrivati a diverse soluzioni. La prima soluzione è munirsi di kit da vigile urbano. Di che è questa macchina? C'è da spostare la macchina? Stiamo facendo la multa! No, signor vigile mia, mi scusi, ero qua dentro, mi sono distratto, gliela levo subito! Subito! La seconda soluzione è fingersi parcheggiatore abusivo. Di che è questa macchina? Ah mia, zio, grazie, meno male che lei è un neoproprietario, se no io va a finire a sciarra. Non era per me se buttavano i vigili. Ha ragione, la ringrazio sempre. E almeno ci guadagniamo qualche cosa. State attenti perché nel peggiore dei casi la situazione potrebbe degenerare. Oh, ma questa macchina è qua! A caso, io, ma no! Un minuto, una mezz'ora che aspetta! ma vi conti... Oh, mi ricordo come ma mi ricordo, io ti scippo tutto! Ormai pendiamo letteralmente dalle labbra del nostro Mimmo scienziato. Grazie ancora per i suoi innumerevoli consigli e soluzioni. Avete visto? Lasciare la macchina in doppia fila crea disagio soprattutto in chi aspetta. Professore, a fare assai. No, ho quasi finito. Poi sai macchina camennecchi. Ebbene, a tutti coloro che soffrono di queste patologie, ricordatevi sempre che anche se a voi non sembra, siete ascoltati, siete aiutati, ma soprattutto siete malate.